Mister, stasera si è vista tantissima qualità, la squadra ha avuto un approccio secondo me quasi a dettare la propria legge e lei ha applaudito tante volte, soprattutto nel primo quarto d'ora. Poi nel secondo tempo non applaudiva più, si è arrabbiato, ha temuto un calo di tensione, ha visto qualcosa che non le è piaciuto soprattutto nel secondo tempo e poi se lo considera un regalo speciale questo per un traguardo importante che lei ha raggiunto, le 1000 panchine, insomma, un traguardo che forse non tutti ricordavano ma che fa parte del suo bagaglio, della sua carriera. Noi abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo e ci eravamo creati le possibilità anche per fare altri gol, però i gol li abbiamo fatti su due strappi individuali, su due giocate di qualità individuale che fanno parte del bagaglio del calciatore. Quando c'è stato da prenderci vantaggi del collettivo, del gioco di squadra, non c'è riuscito a portarli a termine. E questo è un po' quello che invece bisogna fare, perché poi quando ti vengono a mancare quegli strappi lì è la squadra che ti salva. Quando il calciatore forte non funziona, è sempre il collettivo, è sempre la squadra. È meglio che ci sia collettivo che ci siano dei calciatori che fanno delle giocate importanti e che determinano poi il risultato. Per cui essere un po' pignoli sicuramente, però la squadra si era costruita come trame, come qualità di giocate, la possibilità di fare altri gol, montandogli addosso, pressandogli, riconquistandogli palla sulla tre quarti diverse volte. E poi, sempre per essere un po' pignoli, quando la palla arriva vicino alla nostra area di rigore, alcune volte non riusciamo a percepire la forza dell'alert, del pericolo, e la viviamo come quando si appalla a noi, nella postura, nell'atteggiamento, nella ricerca di andare a riconquistarla. Non siamo così feroci come meriterebbe la situazione, però stasera grandissima vittoria, grandissima partita. Prima di là dicevo che se la vado a paragonare con le ultime vittorie, questa è stata quella più fatta bene da un punto di vista delle analisi delle cose, dello scorrimento della partita, ecco. Però l'abbiamo vinta su Kvaratskhelia, è partito da molto lontano con questa sua leggerezza di farfalla che ha nell'andare a portare palla in avanti, questo svolazzare da che parte va e cambia direzione velocemente, e poi con quel gol incredibile di Osimhen poi gliene sono ricapitati due molto più facili e non è riuscito a fare, ecco. Per cui bisogna trovare quell'equilibrio senza andare poi a doversi aspettare delle giocate impossibili come quella di Osimhen e quella di Kvaratskhelia. Le partite devo pensare al sonno perso da recuperare per tutte le volte quando gioco, perché l'esperienza serve soltanto per saper riconoscere quelle cose che devi andare a prendere che ti passano ancora davanti, non per dire io questa cosa la so già, no, ma per saperne riconoscere altre che non sai. Quella è l'esperienza. Prego. Buonasera mister, le chiedo, per larghi tratti della partita ho pensato, si divertono più giocatori a giocare o lei a vederli giocare? Secondo me quando si tiene palla ci si diverte tutti, perché poi
si soffre di meno quando si appalla noi, perché come dicevano allenatori molto più esperti di me, è meno facile prendere gol quando si appalla noi, perché la gestiamo. Però stasera hanno fatto delle triangolazioni molto qualitative, il pubblico si è divertito, è entrato dentro, le giocate, ha partecipato, era lì sopra la palla il pubblico perché vedeva che scorreva bene, è stata una gara di qualità. Grazie. Prego. Roma. Mister, buonasera, Giovanni Moccia per il Roma. Le chiedo due velocissime. Su quali caratteristiche tecniche della gara lei effettua la scelta tra Rui e Oliveira, cioè se cerca appunto nella gara magari delle caratteristiche particolari per poi poter ponderare la scelta, e poi brevemente quanto ha inciso l'azzeramento delle gerarchie quest'estate per poter lavorare su una squadra che di fatto partiva alla pari appunto nell'importanza dei calciatori. Oliveira e Rui sono due calciatori un po' differenti, ma diventa difficile poterlo fare con dei giganti come Kim, come Di Lorenzo, questo ragionamento, perché sono Rachmani. Ora Rachmani a livello difensivo è una roba incredibile da un punto di vista di attenzione, di continuità. Ora sceglie molto meglio, è meno in apprensione quando poi lo va a attaccare. Da altre parti diventa un po' più facile. Mario Rui ha delle qualità indelebili, quando c'ha palla le scelte di Mario Rui sono quelle lì. Poi da un punto di vista di impatto fisico ne ha meno d'Oliveira. Oliveira da un punto di vista di motore ha un motore superiore per quanto riguarda le distanze, per quanto riguarda la forza, per quanto riguarda... Per cui ci vogliono tutte e due. E l'essenziale è che non ragionino come i calciatori deboli, nel senso che siamo due riserve o conta solo i minuti che non giocano, o sei mio amico se mi dai la maglia, perché se no non sei più mio amico. Non è quello il ragionamento, si fa sempre un discorso di collettivo, un discorso di traguardo di squadra, per cui si ha bisogno di tutti. Stasera Zerbin 5 minuti fatti bene, sbattendo su tutti, rincorrendo tutti, facendo vedere che si è allenato bene, facendo vedere che non gioca ma che è un calciatore che può giocare in Serie A in molte squadre, perché può giocare in Serie A in molte squadre, per cui il ragionamento corretto è quello, si tenta di starci attenti che abbiano un ragionamento così, però poi ogni tanto durante la lunghezza della stagione qualche cosa scappa, ma questi stanno reagendo tutti bene. Io quando siamo partiti è stato azzerato da un punto di vista mio, nelle 1000 notti insonni ho pensato che qualsiasi giocatore alleno è quello, ho sempre pensato che quello più forte è quello che mi può dare la soluzione, è quello che se l'ho scelto è bene, se non l'ho scelto è come se l'avessi scelto, e si va a lavorare in maniera corretta. Poi naturalmente sono state delle esigenze a livello societario che hanno portato questo, perché io sono convinto che quest'anno, anche se fossero rimasti calciatori tipo Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, avremmo fatto un grande campionato lo stesso, perché il nostro campionato di quest'anno viene fuori un po' anche da quello che è stato costruito l'anno scorso, perché se no anche qui poi bisogna che reagisca, cioè ad alcuni in 3 anni gli ci vogliono 3-4 anni per costruire. Io in un anno dovevo vincere. Vabbè che io vi sto sui coglioni più degli altri, però è una cosa che poi questa qui andrà un po' modificata qualche volta, perché sennò è troppo facile poi. Probabilmente me ne sono andato a cercare, però... Buonasera mister.
Volevo sapere come sta Osimhen e poi se c'è una dedica speciale per queste 1000 panchine. A me questa sera ho avuto l'impressione che si giocasse in uno piccolo stadio Maradona, ecco, le sto fornendo un assist sulla dedica. Osimhen sembra che sia tutto a posto per quanto riguarda i primi accertamenti che hanno fatto i medici, e per ora si sa questo, poi si approfondirà. E la dedica di questa 1000ª partita è a tutti quei calciatori che hanno avuto la disponibilità di apprezzare il lavoro, di apprezzare il modo di lavorare, di darci una mano per riuscire a fare più vittorie possibili. In questo caso qui ai tifosi del Napoli, perché anche stasera era lo stadio pieno di napoletani e di gente che vuole bene al Napoli, che ama il Napoli, e questo è una cosa che noi dobbiamo essere orgogliosi. Ci sono migliaia di persone, come ho detto l'altra volta, fuori che pregano perché noi si vinca le partite. Noi dobbiamo essere orgogliosi di ricevere questa preghiera dei nostri tifosi, e dobbiamo fare di tutto per restituirgli della felicità che loro meritano. Ultima Telegram Vitale. Buonasera mister, una partita giocata molto bene contro una squadra in salute. Il Sassuolo aveva battuto l'Atalanta in casa, aveva travolto il Milan a San Siro, era una squadra in grande ripresa il Sassuolo, quindi una partita che il Napoli ha giocato sicuramente col piglio giusto, con l'approccio giusto, e poi ora si pensa alla Germania, immagino a Francoforte, inizia un'altra parte della stagione fondamentale. Che cosa si aspetta lei dalla partita di martedì contro una squadra comunque che l'Eintracht in Europa anche l'anno scorso ha dimostrato tante cose? Ha fatto bene a citare che questa vittoria qui probabilmente per la forza dell'avversario è diversa da altre, e probabilmente sono troppo pignolo io quando dico che in alcuni momenti dobbiamo avvertirlo questo pericolo, perché poi il Sassuolo ci assomiglia molto come squadra. Il Sassuolo è una squadra che costruisce dal basso, una squadra che sa dove andare, una squadra che fa circolare la palla con velocità, una squadra che sa ripartire, per cui assume un valore maggiore questa vittoria qui e questa prestazione qui, che ci permette di preparare meglio la partita di martedì, perché tanto funziona così. Poi quando tu esci da una brutta prestazione tu hai sempre il timore di essere quello e non quello precedente o quello che tu hai fatto vedere in altri momenti. Noi però ormai ce l'abbiamo le nostre certezze, per cui quelle certezze lì le porteremo anche sul campo dell'Eintracht. Grazie.